Abbiamo Galati Concetta che è presente, buongiorno signora, è difesa dall'avvocato Paolo Salice, buongiorno, Sacchi Alfonso, buongiorno, e Sacchi Federico che non è comparso, difesi entrambi dall'avvocato Armida Decina presente, e Chilemnik Anastasia perché ha la doppia posizione come parte civile, difesa e presente di persona ed è difesa sempre dall'avvocato Giuseppe Cincioni. Allora, dobbiamo dare atto che siamo collegati sempre con via Teams e diciamo in virtù della normativa sulle emergenze epidemiologiche e delle note della DGSIA posso dare per già letto tutto il verbale che viene ogni volta allegato, volete che ne do lettura? Quindi non ci sono eccezioni sul collegamento via Teams, poi lo alleghiamo Teresa. Diamo atto che la Corte è regolarmente costituita, siete tutti? Manca qualcuno? No. Perfetto. Allora, la scorsa udienza la Corte aveva riservato la decisione sulle questioni che erano state sollevate in ordine alla legittimità costituzionale di alcune norme e altre eccezioni. Allora, do lettura dell'ordinanza della Prima Corte d'Assise di Roma. La Prima Corte d'Assise, letti gli atti del procedimento numero 6/20 a carico di Del Grosso Valerio, Pirino Paolo, De Propris Marcello, De Propris Armando, Chilemnik Anastasia, imputati come in atti, ristretti in custodia cautelare in carcere per questa causa ad eccezione di Chilemnik Anastasia, sottoposta agli obblighi di presentazione alla PG, difesi di fiducia dagli avvocati Alessandro Marcucci, Valerio Spigherelli, il secondo Fabio Menichetti, Matteo Riccardi, il terzo e il quarto dagli avvocati Daniel Giudice e Gianluca Ciampa, la quinta dall'avvocato Giuseppe Cincioni, sentite le parti, in particolare i difensori di Del Grosso Valerio, Pirino Paolo e De Propris Marcello, che alla scorsa udienza hanno reiterato l'istanza di rito abbreviato proposta innanzi al GIP, percependo diversi profili di nullità del decreto di giudizio immediato, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 438, comma 1 bis e 6 ter codice di procedura penale introdotto con la legge 12 aprile 2019 numero 33 con riferimento agli articoli 3, 24,2, 25,2, 27, 101, 111, 117 della Costituzione, nonché con riferimento agli articoli 6 e 7 della CETO. Sentita altresì la richiesta di parziale estromissione della parte civile, Chilemnik Anastasia osserva: va anzitutto disattesa l'eccezione sollevata dalla difesa di De Propris Armando rispetto alla costituzione di parte civile di Chilemnik Anastasia, regolarmente effettuata innanzi al GIP nel corso dell'udienza del 10 aprile 2020 nella qualità di persona offesa in ordine al reato sub B e indirettamente dei reati satelliti di cui agli ulteriori capi C, D ed E, salva impregiudicata ogni valutazione nel merito della domanda all'esito dell'istruttoria dibattimentale con particolare riferimento al capo D. Senti, ma magari se correggiamo. Quanto all'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato emesso dal medesimo giudice della cautela sotto il profilo della incompatibilità del GIP ai sensi dell'articolo 34,2 bis codice di procedura penale, in relazione agli articoli 3, 24, 111 della Costituzione, si rileva che trattasi di questione più volte affrontata dal giudice di legittimità e risolta nel senso della manifesta infondatezza. Confronta da ultimo Cassazione sezione seconda, sentenza numero 2355 del 2019, in cui si osserva che dal combinato disposto dell'articolo 453, comma 1 bis codice di procedura penale e dall'articolo 455, comma 1 bis codice di procedura penale, emerge che il legislatore ha privato il giudice di qualsiasi controllo sulla richiesta di giudizio immediato a seguito di misura cautelare. Il giudice per le indagini preliminari è vincolato ad accogliere la richiesta di giudizio immediato per il reato o per i reati per i quali l'indagato si trova in stato di detenzione sulla base di un'ordinanza definitiva, sicché non si ravvisa alcun profilo di incompatibilità. In altri termini, il giudice per le indagini preliminari non ha un ambito valutativo autonomo come evidenziato dai precedenti della Corte di Cassazione, confronta tra le altre seconda sezione 15.578 del 2012, sezione seconda, Cassazione sezione sesta, sentenza numero 7912 del 2011, che hanno qualificato come abnorme il provvedimento di rigetto del decreto di giudizio immediato in presenza di misura restrittiva per la ritenuta carenza di evidenza della prova.
La norma è rispettosa dei principi di cui agli articoli 3, 24, 97, 101 e 111 della Costituzione ed è altresì coerente con il complessivo assetto del processo penale, che attribuisce rilievo centrale al dibattimento quale momento fondamentale di verifica giurisdizionale nel contraddittorio tra le parti. Prosegue la Corte che non è irragionevolmente discriminatorio e lesivo del diritto di difesa l'aver vincolato il giudice all'emissione del decreto di giudizio immediato in presenza di gravi indizi di colpevolezza, già considerati nella misura cautelare, che rendono evidente la superfluità dell'ulteriore fase dell'udienza preliminare, che non potrebbe certamente portare ad una pronuncia ex articolo 425 Codice di procedura penale, al contempo garantendo la necessaria speditezza in presenza di un soggetto attinto da misura cautelare e nella prospettiva di un completo contraddittorio nella fase dibattimentale, luogo naturale ove il diritto di difesa si esercita nella sua massima estensione nel momento centrale della raccolta della prova. Il provvedimento adottato dal GIP chiude una fase endoprocessuale priva di conseguenze rilevanti sull'esercizio del diritto di difesa, salvo che ricorra a una violazione di una norma procedimentale concernente l'intervento dell'imputato sanzionata a pena di nullità dall'articolo 178, comma 1 lettera C e dall'articolo 180 del Codice di procedura penale. Da questi principi discende quale corollario che non sussiste alcuna nullità nell'ipotesi di imputazione circostanziata diversamente all'esito del decreto di giudizio immediato rispetto a quella della fase cautelare. Confronta tra le altre Cassazione sezione seconda sentenza numero 2355 del 2019, parliamo in particolare del capo A, rimanendo identica nella sua materialità la condotta contestata. Da ultimo, quanto alla dedotta nullità del decreto di giudizio immediato per avere il pubblico ministero effettuato attività integrativa di indagine successivamente all'emissione del decreto, va precisato che in realtà nel caso di specie trattasi di attività di indagine tempestivamente delegata, ma depositata dalla PG dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato e posta a disposizione delle parti. La Corte a riguardo ha accolto la richiesta di termine avanzata dalle difese alla precedente udienza a seguito del deposito degli atti, rimettendole in termini per l'integrazione delle richieste istruttorie. In ogni caso va osservato che la censura mossa dalle difese ai sensi degli articoli 430 e 431 del Codice di procedura penale richiesta manifestamente infondata. Invero, se gli elementi raccolti sono sufficienti per richiedere il giudizio immediato, il PM può determinarsi in tal senso, ma nulla vieta il completare l'attività di indagine ai sensi dell'articolo 430 del Codice di rito. A riguardo, il giudice di legittimità ha chiarito che neppure le indagini integrative del pubblico ministero sono soggette a alcun limite cronologico finale, richiedendosi soltanto che la difesa sia posta nelle condizioni di confrontarsi e interloquire sulle acquisizioni di indagine, coerentemente con il principio della parità delle parti nel processo stabilito dall'articolo 111, comma secondo della Costituzione, essendo il difensore legittimato allo svolgimento di attività di investigazione difensiva in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'articolo 327 bis, comma secondo, Codice di procedura penale. Confronta da ultimo Cassazione sezione seconda sentenza numero 833 del 2019. Con riferimento alla posizione di De Propris Marcello non può essere accolta l'eccezione di nullità dell'ordinanza del GIP del 10 marzo 2020 nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di rito abbreviato con riferimento ai reati non ostativi di cui ai capi B, C ed F. Invero, i procuratori speciali dell'imputato hanno formalizzato per iscritto la richiesta di rito abbreviato per tutti i reati e, nel corso dell'udienza del 10 marzo 2020, all'esito dell'interlocuzione con le parti e con il GIP, non hanno chiesto di procedere separatamente per i reati ostativi anzi si sono associati alle conclusioni della difesa di Del Grosso, che aveva espresso un chiaro dissenso a procedere alla trattazione separata, confronto verbale d'udienza e contestuale ordinanza del GIP. Venendo adesso alla questione centrale sollevata dalle difese, relative ai profili di legittimità costituzionale dell'articolo 438, commi 1 bis e 6 ter del Codice di procedura penale, introdotto con la legge 12 aprile 2019 numero 33 con riferimento agli articoli 3, 24,2, 25,2, 27, 101, 111 e 117 della Costituzione, nonché con riferimento agli articoli 6 e 7 della CEDU,
evidente la rilevanza in astratto della questione. Infatti un'eventuale dichiarazione di incostituzionalità della norma amplierebbe le possibilità di scelta della difesa, la quale potrebbe essere ammessa al rito abbreviato e beneficiare conseguentemente del relativo sconto di pena previsto dall'articolo 442, comma 2 Codice di procedura penale previgente. In estrema sintesi, la norma della cui legittimità si dubita si colloca al termine di una successione di 3 distinte discipline. La prima è quella dell'articolo 442, comma 2 Codice di procedura penale, come risultava in seguito alla dichiarazione di legittimità costituzionale per difetto di delega, contenuta nella sentenza della Consulta numero 176 del 1991, che precludeva la possibilità di giudizio immediato e dunque della relativa diminuzione di pena nei procedimenti concernenti i reati puniti con l'ergastolo. La seconda è quella introdotta dalla legge numero 479 del 1999, il cui articolo 30, comma 1 lettera B, aveva reso nuovamente possibile il giudizio abbreviato per i reati puniti con la pena dell'ergastolo, perché aveva aggiunto alla fine del comma 2 dell'articolo 442 del Codice di procedura penale il seguente periodo: alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni 30. La terza è quella dell'articolo 1, comma 1 lettera A della legge 12 aprile 19 numero 33, che ha reintrodotto il divieto di giudizio abbreviato in presenza di reati puniti con la pena dell'ergastolo, salvo quanto previsto dall'articolo 438, comma 6 ter Codice di procedura penale, introdotto con la stessa legge, che consente di recuperare il rito contratto chiesto nel corso dell'udienza preliminare, ove all'esito del dibattimento il giudice ritenga ammissibile il giudizio abbreviato, così evitando possibili distonie del sistema. Le difese dubitano della conformità a Costituzione dell'articolo 438, comma 1 bis Codice di procedura penale, sostenendo che la norma si porrebbe in contrasto con alcuni principi fondamentali della Carta, in particolare il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 e il principio della ragionevole durata del processo di cui all'articolo 111 della Costituzione. Anzitutto in questa sede non interessa richiamare l'evoluzione della pena dell'ergastolo per effetto della legge Gozzini, che nella fase dell'esecuzione consente di escludere in concreto la perpetuità della stessa, avuto riguardo ai progressi trattamentali e al processo di rivisitazione critica del proprio vissuto ad opera del condannato, che può in questi casi essere ammessa ai benefici premiali. Infatti, con la recente sentenza in materia d'ergastolo stativo, la Consulta ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario, escludendo una presunzione di pericolosità in senso assoluto nei confronti dei condannati per alcuni titoli di reato, superata solo in presenza di elementi capaci di dimostrare il venir meno del vincolo imposto dal sodalizio criminale e il rispetto dei necessari progressi rieducativi e trattamentali del condannato. Né è dato rilevare ingiustificate disparità in termini di trattamenti diversificati per situazioni omogenee o, al contrario, in termini di ingiustificata parificazione di ipotesi obiettivamente diverse. Osserva la Corte che, sebbene le fattispecie incriminatrici sanzionate astrattamente con l'ergastolo possano apparire profondamente eterogenee tra loro in relazione al bene giuridico tutelato, in particolare il nostro ordinamento sanziona con la pena detentiva massima alcuni reati contro la personalità dello Stato, articolo 276 Codice penale, attentato contro il Presidente della Repubblica, articolo 280 comma 4 del Codice penale, attentato per finalità terroristiche in caso di morte della persona, articolo 285 Codice penale, strage finalizzata ad attentare alla sicurezza dello Stato, articolo 289 bis del Codice penale, sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione da cui derivi le morti del sequestrato, ovvero l'articolo 289 ter del Codice penale, sequestro di persona a scopo di coazione seguito dalla morte del sequestrato, reati contro l'incolumità pubblica, articolo 422 Codice penale, delitto di strage in caso di morte di più persone, reati contro la persona, articolo 575 del Codice penale, in presenza delle aggravanti di cui agli articoli 576, ovvero 577 Codice penale, ovvero delitti contro il patrimonio, articolo 630 Codice penale, sequestro di persona a scopo di estorsione seguito dalla morte del sequestrato. In realtà trattasi di plurime fattispecie che hanno un unico denominatore comune, l'estrema gravità dell'offesa arrecata all'ordinamento statuale, in un caso la messa in pericolo della vita del capo dello Stato, ovvero un attentato alla sicurezza dello Stato, in tutti gli altri casi la morte della vittima,
A fronte di un fatto reato ritenuto di estrema offensività, il legislatore ha ritenuto di sanzionare la condotta delittuosa con la pena massima in ossequio al dettato dell'articolo 27, comma 3 della Carta fondamentale, che prevede una connotazione polifunzionale della pena, comprensiva sia dell'aspetto retributivo e di prevenzione generale e speciale che della finalità rieducativa del condannato. L'oggetto della tutela in tutte le fattispecie è omogeneo, essendo costituito dalla tutela della vita umana, ovvero dello Stato o del suo massimo rappresentante, considerati dall'ordinamento beni supremi ed assoluti, protetti come interesse individuale e della collettività. Non sussiste dunque alcuna aporia del sistema, né si ravvisa alcuna scelta irragionevole. La circostanza poi che in alcuni casi la pena perpetua sia prevista in presenza di circostanze aggravanti e dunque sia soggetta alla possibilità di un giudizio di bilanciamento ex articolo 69 Codice Penale, altro non è che espressione del principio costituzionale sancito dal primo comma dell'articolo 27 della Carta fondamentale, che aggancia all'affermazione di penale responsabilità alla colpevolezza del reo e alla valutazione di tutte le circostanze fattuali, oggettive e soggettive del caso concreto. Perciò il giudizio di penale responsabilità non può prescindere dal fatto proprio colpevole e la sanzione deve essere corrispondente all'accertamento e graduata su di esso. Tanto precisato, si osserva che l'esclusione dal rito abbreviato di determinati reati costituisce in buona sostanza una scelta di politica criminale giustificata dall'elevato allarme sociale dettato dagli stessi ed è espressione della discrezionalità di cui il legislatore gode nel regolare gli effetti nei processi in corso di nuovi istituti processuali o delle modificazioni apportate ad istituti già esistenti. Si richiama al riguardo testualmente un passo dell'ordinanza numero 455 dell'anno 2006 della Consulta in tema di inammissibilità del patteggiamento allargato, in ipotesi anche qui di alcuni titoli di reato, ovvero in presenza di un colpevole qualificato qualora la pena detentiva finale superi 2 anni. Trattasi di discrezionalità il cui esercizio non è suscettibile di sindacato sul piano della legittimità costituzionale, col solo limite della manifesta irragionevolezza delle soluzioni adottate. La sentenza appare significativa anche laddove recita: le cautele adottate dal legislatore nel prevedere le ipotesi di esclusione oggettive e soggettive in relazione alla gravità dei reati e ai casi di pericolosità qualificata, unitamente all'esclusione di importanti effetti premiali, nel caso di pena concordata ultrabiennale, rappresentano una soluzione di riequilibrio certamente riconducibile alla discrezionalità del legislatore di dilatare il perimetro della giustizia negoziata, connotando tale scelta nel suo complesso come non manifestamente irrazionale. L'individuazione delle fattispecie criminose da assoggettare al trattamento più rigoroso, proprio in quanto basata su apprezzamenti di politica criminale, resta affidata al legislatore. Le relative scelte possono essere sindacate sotto un profilo costituzionale solo in rapporto a eventuali disarmonie del catalogo legislativo, allorché la sperequazione normativa tra figure omogenee di reati assume aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione. Il legislatore ha inteso escludere dal rito contratto gli autori di determinati reati che risultano di particolare allarme sociale e si presentano altresì di significativa gravità. In concreto, ciò appare conforme al dettato costituzionale. Trattasi del bilanciamento di interessi contrapposti: da un lato quello dell'imputato di pervenire nei termini più rapidi possibili a una sentenza fruendo di un rito contratto con possibilità di sconti di pena, dall'altro quello della collettività di vedere sanzionati in maniera più rigorosa fatti considerati della massima gravità come tali punibili con la pena perpetua, salvo il giudizio di bilanciamento possibile in presenza di circostanze aggravanti. Al riguardo si osserva ad abbondanza anche l'articolo 65 del Codice Penale stabilisce che quando ricorre una circostanza attenuante non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, all'esito del giudizio di equivalenza la sanzione dell'ergastolo è sostituita con la reclusione da 20 a 24 anni. Appare evidente che siamo al cospetto di una riduzione di pena molto più sostanziosa di quella prevista per la scelta del rito abbreviato. Conclusivamente, ad avviso della Corte, il regime delle preclusioni al rito abbreviato deve ritenersi frutto di una scelta discrezionale non arbitraria del legislatore. L'esclusione dal rito abbreviato per tali reati non appare poi incompatibile con il criterio del buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione, rilevante solo nel settore dell'organizzazione degli uffici giudiziari
e per ciò che concerne il loro funzionamento, non anche nel diverso settore dell'esercizio della giurisdizione, vedi ordinanza della Corte Costituzionale numero 455 del 2006 sopracitata, e neppure con il principio della ragionevole durata del processo ex articolo 111 della Costituzione, attesa la necessità di contemperarlo con le altre esigenze di tutela costituzionale, rispetto alle quali può trovare apprezzamento anche una rafforzata tutela della collettività a fronte di reati connotati da estrema gravità. Invero, anche considerando le ricadute negative della norma sul funzionamento delle corti di assise rispetto alla costituzione di un ufficio monocratico, ai tempi di celebrazione di un dibattimento di primo grado che l'abbreviato consente di non celebrare o anche alla diversa distribuzione delle sedi territorialmente competenti per i relativi processi, non può non rilevarsi che si tratta di ricadute che si determinano ogni volta che il legislatore, fissando limiti all'accesso di percorsi differenziati, canalizza in modo diversificato i procedimenti, consentendo o escludendo riti premiali, acceleratori, deflattivi. In proposito va peraltro osservato che questi percorsi sono derogatori del rito ordinario, quindi eccezionali, tali da necessitare di adeguata motivazione. In conclusione, l'esclusione dal rito abbreviato per una serie di reati sanzionati nello stesso modo dal legislatore non appare incompatibile con il principio della ragionevole durata del processo, dovendo sempre procedersi a un contemperamento con la tutela degli altri interessi costituzionalmente garantiti, tra questi il principio di offensività. Si consideri poi che il diritto costituzionale alla ragionevole durata del processo non è prerogativa del solo imputato, spettando anche alla parte civile, non solo dal momento in cui attraverso l'atto di costituzione rende il processo penale sede della determinazione di un suo diritto di carattere civile, articolo 6.1 della CEDU, ma a certe condizioni, secondo una giurisprudenza europea anche molto recenti, sin dalla fase investigativa e dunque pur in assenza della formale qualifica di parte. Il riferimento va in particolare alla sentenza Arnoldi contro Italia del 7 dicembre 2017 in relazione ai profili di garanzia ex articolo 6 della CEDU. Il principio costituzionale tende a prevenire esclusivamente disposizioni che prevedano tempi ragionevolmente lunghi, inutili passaggi di atti da un organo all'altro, formalità superflue, non giustificate né da esigenze repressive né da garanzie difensive e, salvo scelte palesemente irrazionali, incontra un limite nel potere discrezionale del legislatore di scandire tempi e modi delle fasi processuali. Per le ragioni esposte non possono trovare accoglimento le questioni sollevate dalle difese con riferimento al comma 1 bis dell'articolo 438 del Codice di procedura penale. Quanto alle doglianze relative al comma 6 ter della norma citata, secondo la prospettazione difensiva violerebbe in sostanza il dettato costituzionale in tema di uguaglianza, esercizio del diritto di difesa, giusto processo, nonché la complessiva funzione cognitiva del processo penale, anche con riferimento alla normativa CEDU. Evidente la rilevanza astratta della questione ad accedere all'interpretazione formulata dalla difesa nell'odierna sede processuale, stante l'ingiustificata disparità di trattamento che conseguirebbe alla posizione dell'imputato rinviato a giudizio a seguito di udienza preliminare, ipotesi disciplinata dal comma 6 ter dell'articolo 438 del Codice di procedura penale che consente il recupero del rito contratto all'esito del dibattimento in caso di diversa qualificazione della fattispecie di reato non più ostativa, diversamente dalla posizione nei cui confronti si proceda con le forme del rito immediato, che in virtù del dettato normativo non potrebbe recuperare la riduzione del rito nell'analoga ipotesi. È evidente che siffatta opzione interpretativa creerebbe un vulnus, lasciando alla mera discrezionalità del PM la scelta del rito, con indubbie ricadute negative sull'esercizio del diritto di difesa, che in tale ipotesi si troverebbe nell'impossibilità di recuperare il beneficio premiale. In realtà non si ravvisa alcuna irragionevole disparità di trattamento tra l'ipotesi di imputato rinviato a giudizio ex articolo 453 Codice di procedura penale e quella dell'imputato che ha partecipato all'udienza preliminare, dovendosi procedere a una lettura sistematica delle norme costituzionalmente orientata, come reiteratamente ribadito dalla Consulta. L'onere dei giudici di ricercare un'interpretazione conforme alla Carta Costituzionale si delinea per la prima volta con la sentenza numero 456 del 1989, nella quale la Consulta afferma: quando il dubbio di compatibilità con i principi costituzionali cade su una norma ricavata per interpretazione da un testo di legge, è indispensabile che il giudice a quo prospetti a questa Corte l'impossibilità di una lettura adeguata a detti principi,
oppure che lamenti l'esistenza di una costante lettura della disposizione denunziata in senso contrario alla Costituzione, cosiddetta norma vivente. Il dovere di interpretare le leggi adeguando ai parametri costituzionali è stato rivendicato dalla Corte ab inizio e nei suoi pronunciamenti ha sempre sollecitato i giudici ad usare tale potere e solo all'esito, eventualmente, rimettere la questione. In ossequio ai principi enucleati dalla Corte, emerge evidente che, nel caso di specie, un'interpretazione costituzionalmente orientata consente di recuperare la previsione di cui al comma 6 ter della norma anche in presenza di richiesta formulata all'esito di un decreto di giudizio immediato, apparendo conforme al sistema la possibilità di rivalutare, una volta concluso il dibattimento, la richiesta di rito alternativo e disporre la conseguente riduzione di pena o il fatto venga dal giudice qualificato diversamente, integrando una fattispecie non ostativa. In buona sostanza, sebbene il principio codificato nel nuovo comma 6 ter dell'articolo 438 del Codice di procedura penale faccia espresso riferimento alla sola istanza avanzata nel corso dell'udienza preliminare, è evidente che un'interpretazione sistematica conforme a Costituzione non potrebbe mai precludere al giudice del dibattimento, ove ricorrano i presupposti, l'applicazione del beneficio premiale mediante un meccanismo recuperatorio anche in presenza di giudizio instaurato con il rito immediato. Dunque trattasi di solo apparente disparità di trattamento, certamente emendabile per via interpretativa in presenza di un'istanza di rito contratto tempestivamente presentata. Una diversa interpretazione sarebbe del tutto irragionevole e finirebbe per determinare un grave vulnus all'esercizio del diritto di difesa, in quanto la scelta del rito sarebbe rimessa alla mera discrezionalità del PM che, pur in presenza di condizioni legittimanti il giudizio immediato, verrebbe inopinatamente a condizionare fortemente le legittime prerogative della difesa, creando un'irragionevole disparità di trattamento in situazioni assolutamente identiche. L'interpretazione corretta, adeguata ai principi costituzionali, induce a ritenere che anche l'imputato rinviato a giudizio ex articolo 453 del Codice di procedura penale, al pari dell'imputato che ha partecipato all'udienza preliminare, ben può sottoporre al vaglio giudiziale ogni questione anche in relazione alle contestazioni mosse dalla Procura, in particolare innanzi al GIP fino all'emissione del decreto di giudizio immediato con il deposito di memoria ex articolo 121 del Codice di procedura penale, o successivamente, come nel caso di specie, all'esito della richiesta di giudizio abbreviato formulata nei termini previsti dal rito immediato, così consentendo la possibilità di recuperare la riduzione del rito premiale all'esito del dibattimento qualora sussistano i presupposti. Nessuna preclusione, dunque, qui mi manca una qualora, mi sa. Nessuna preclusione dunque sussiste per la difesa che con le modalità e nei termini sopra precisati può prospettare la questione al GIP dell'abbreviato senza alcuna lesione dei suoi diritti e riproporre al giudice del dibattimento. Ne consegue che non può trovare accoglimento neppure sotto tale ulteriore profilo l'istanza difensiva volta a sollevare incidente di costituzionalità dell'articolo 438, comma 6 ter del Codice di procedura penale in relazione agli articoli 3, 24,2, 25,2, 27, 101, 111 e 117, nonché con riferimento alle norme CEDU articoli 6 e 7. Infine, per quanto attiene alla richiesta di rito abbreviato condizionato avanzata da De Propris Armando, si rileva allo Stato che l'integrazione istruttoria richiesta non appare assolutamente necessaria per procedere alla ricostruzione della vicenda come contestata nel capo di imputazioni. Le ulteriori questioni esplicitate dalle difese e compendiate nelle memorie depositate sono all'evidenza relative all'acquisizione di elementi probatori e come tali potranno essere affrontate nel prosieguo. Per questi motivi, visti gli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953 numero 87, rigetta le eccezioni di nullità del decreto di giudizio immediato sopra illustrate, rigetta la richiesta di estromissione della parte civile Chilemnik Anastasia limitatamente alla posizione di De Propris Armando, dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale di cui nella parte motiva, rigetta allo Stato le ulteriori questioni sollevate dalle parti e dispone procedersi oltre. Allora, a questo punto possiamo procedere all'apertura del dibattimento e dare lettura del capo di imputazione, che dovrei avere, se no mi dovete dare il capo di imputazione, se non, no, ce l'ho, no, ce l'avevo, se no mi dovete dare il capo di, mi sa che l'ho tirato fuori. Diamo lettura dei capi di imputazione.
Allora, Del Grosso Valerio, Pirino Paolo e De Propris Marcello sono imputati del reato di cui al capo A così descritto, reato previsto e punito dagli articoli 110, 575, 576 numero 1 e 61 numero 2, 577 numero 3 del Codice Penale, perché in concorso tra loro per eseguire il reato di rapina di cui al capo che segue, dopo che il Del Grosso e il Pirino erano giunti a bordo di una Smart 4x4 di colore bianco e nero presso il pub John Cabot di via Teodoro Monsen, entrambi armati, il primo di un revolver calibro 38 fornitigli da De Propris Marcello e il secondo di una mazza da baseball, si erano avvicinati alla vittima e alla sua fidanzata, Kilemnik Anastasia, che deteneva uno zaino rosa contenente la somma di 70.000 euro, il Pirino dapprima colpiva la ragazza ingiungendole di consegnare lo zaino e successivamente cercava di colpire il Sacchi, che si proteggeva il viso con il braccio riportando 2 grosse ecchimosi, mentre il Del Grosso, alla resistenza dei 2 giovani, esplodeva un colpo d'arma da fuoco a distanza ravvicinata in direzione del capo di Luca Sacchi, cagionandogli gravissime lesioni a causa delle quali il giovane decedeva a distanza di poche ore. Il Roma, fatto commesso con premeditazione nella serata del 23 ottobre 2019, con morte cerebrale dichiarata alle 12:30 del 24 ottobre 2019. Del Grosso Valerio, Pirino Paolo e De Propris Marcello, reato di cui al capo B, reato previsto e punito dagli articoli 110, 628, commi 1 e 3 del Codice Penale, perché in concorso tra loro e quindi in più persone riunite, al fine di trarne profitto con minaccia e violenza, con armi, una pistola calibro 38 fornita da De Propris Marcello e una mazza da baseball, percuotendo prima Kilemnik Anastasia, fidanzata di Sacchi Luca, e poi alla reazione del Sacchi anche il Sacchi, che si proteggeva il viso con le braccia riportando grosse ecchimosi su entrambi gli avambracci, ed esplodendo contro questi in direzione del capo un colpo di pistola che lo feriva mortalmente, si impossessavano di uno zaino da donna in pelle di colore rosa che essi sapevano contenere 70.000 euro in contanti, con all'interno anche effetti personali, tra i quali un portafogli di colore rosso con documenti di identità e una carta Postepay, nonché un portamonete sottraendoli alla detentrice. Roma, il 23 ottobre 2019. Del Grosso Valerio, Pirino Paolo e De Propris Marcello sono imputati altresì del reato di cui al capo C, previsto e punito dagli articoli 110 del Codice Penale, 61 numero 2 Codice Penale, 10, 12, 14 Legge 497 del 74 e 697 del Codice Penale, perché al fine di commettere il delitto di cui al capo B, in concorso tra loro illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico una pistola calibro 38 da considerarsi arma comune da sparo con relativo munizionamento. In Roma, il 23 ottobre 2019. No, vi devo leggere. Poi De Propris Armando, capo D, del reato previsto e punito dagli articoli 10-12 legge 497 del 74, 697 Codice Penale, perché illegalmente deteneva una pistola calibro 38 da considerarsi arma comune da sparo con relativo munizionamento, che il figlio prelevava e consegnava a Pirino Paolo e Del Grosso Valerio per commettere i delitti dinanzi descritti. In Roma il 23 ottobre 2019 con la recidiva specifica infraquinquennale per De Propris Armando. Del Grosso Valerio e Pirino Paolo, del reato previsto e punito dagli articoli 110 del Codice Penale e 4 della legge 110 del 1975, articolo 61 numero 2 Codice Penale, perché in concorso tra loro senza giustificato motivo al fine di commettere il delitto sub B, portavano in luogo pubblico che sarebbe il reato di rapina, portavano in luogo pubblico una mazza da baseball da considerarsi per le circostanze di tempo e di luogo strumento idoneo ad offendere. Roma, il 23 ottobre 2019.
Del Grosso Valerio, Pirino Paolo, De Propris Marcello, Chinemlich Anastasia, in concorso con Princi Giovanni, la cui posizione è stata stralciata, del reato previsto e punito dagli articoli 110 del Codice Penale, 73, commi 1, 4, 6 e articolo 80, comma 2 di PR 309-90. Mi sentite, no? Sì. Perché in concorso tra loro il numero di 5, De Propris Marcello quale fornitore, Del Grosso Valerio e Pirino Paolo incaricati della trattativa e della consegna, detenendo 15 kg di marijuana di buona qualità, si accordavano con Princi Giovanni e Chilemlich Anastasia per la vendita dell'ingente quantitativo di stupefacente a favore di questi ultimi. De Propris Armando infatti aveva già confezionato la marijuana in balle. La Chinemlich aveva con sé nello zaino 70.000 euro convenuti quale prezzo dello stupefacente, con consegna convenuta la sera dell'omicidio di cui al capo A, in Roma il 23 ottobre 2019. Allora, a questo punto volete formulare le richieste istruttorie? Mi sono persa la prima pagina. Ce l'hai tu la prima pagina? Ce l'avevi? Lo restituisco. No, c'era tutto. No, grazie, mi aveva portato. Quando abbiamo... Allora, dicevo, a questo punto posso dare la parola al pubblico ministero, difese di parte civile e poi difese imputati. Sì, Presidente, chiedo l'ammissione dei testi di cui alla lista che è stata depositata. Ho già preannunciato che poi sarà sicuramente scremata, di volta in volta si indicherà qual è il numero di testi per udienza in modo da evitare appunto testi superflui o ripetizioni con riferimento sempre alle stesse circostanze evidentemente. Chiedo poi che voglia disporre per comodità anche di ovviamente verifica del contenuto la trascrizione. Non sentono. Può alzare il volume al pubblico ministero. La trascrizione delle conversazioni le cui registrazioni sono già depositate in atti e costituiscono la reale, prova, ma come sempre la trascrizione con perizia renderà più facile la consultazione e la verifica dei contenuti. L'elenco l'ho già predisposto, peraltro sono le stesse conversazioni, quindi stessi RIT, stessi progressivi, già indicati tra le fonti di prova alla base della richiesta di giudizio immediato e già utilizzate e quindi messe a disposizione delle parti nella fase cautelare. Chiedo l'esame degli imputati, mi riservo una produzione documentale verificando anche quali dei verbali di atti irripetibili siano già stati messi nel fascicolo del dibattimento al momento della sua formazione e tutti gli altri documenti in relazione che si rendono pertinenti in relazione all'audizione dei singoli testimoni e farò anche per comodità di verifica degli stessi un elenco di volta in volta. Perfetto. Quindi l'elenco dei RIT e dei progressivi ce lo consegna il pubblico ministero? Sì. E invece per quello che riguarda videocamere eccetera, ci sono riprese immagini delle videocamere? Sì, delle registrazioni. E le deposita al momento in cui sentiamo dei testi? Se vuole, se non sono già, come immagino, presenti negli atti della Corte d'Assise, posso già depositarli alla prossima udienza, se Perfetto. Ritenete comunque quindi si dice, vabbè, tanto ha detto preliminare anche il deposito delle videoregistrazioni. Perfetto, ha detto che si riservava la produzione di documentazione, comunque rientrerebbe in questo. Le parti civili? Sì, l'avvocato Salice, nell'interesse della parte civile Galati Concetta, chiede l'audizione dei testi indicati in lista ritualmente depositata e l'esame di tutti gli imputati.
Sì, avvocato Armida Decina per la difesa di Alfonso Sacchi e Federico Sacchi, chiede l'ammissione dei testi indicati nella propria lista depositata e l'esame di tutti gli imputati. Poi Presidente, io avrei delle osservazioni da fare riguardo la lista testi depositata dai difensori di Del Grosso Valerio. Mi dica lei se farla ora oppure al termine di tutte le richieste. È meglio prima farlo discutere e poi fa la questione. Perfetto, altre parti civili, avvocato, lei per Kilemnik? Allora, Presidente, per la difesa Kilemnik come parte civile, contro esame testi delle altre parti ed esame degli imputati, e se ritiene, visto che noi abbiamo la duplice veste e comincia la serie anche dei difensori, immagino da questo momento in poi, fare le richieste di prove come difensore della Kilemnik in quale imputato. Sì, prego. Perché per la Kilemnik abbiamo una lista testi. Ovviamente anche in questo caso ci spetta il controesame come per legge, chiedo l'esame della mia assistita e degli altri imputati, chiedo l'ammissione dei testi indicati nelle mie due liste, ma come ella potrà verificare, Presidente, si tratta sostanzialmente della seconda lista depositata che reca soltanto l'aggiunta di 3.210. Che non erano presenti nella prima lista, ma di fatto poi per il resto sono sovrapponibili e in sostanza il deposito della seconda ha effetto sostitutivo rispetto alla prima. Dal punto di vista qualitativo, nel senso che è additiva di 3.210. La seconda in che data è? Allora, la prima l'abbiamo inviata via PEC, la seconda, Presidente, non sono in grado di indicarle la data, ma è certamente tempestiva rispetto al termine che ci eravamo posti con il rinvio dell'ultimo udienza. Come ce n'è una davanti, volevo sapere se era questa, 23 marzo, ma forse... Quindi è sostitutiva. È sostitutiva, volevo capire. Cioè è integrativa, diciamo, per evitare l'uso di aggettivi perigliosi, diciamo che è integrativa. È integrativa ad evitare che magari qualche teste poi non c'è. È integrativa. E, come dicevo, esame degli imputati, riserva di produzione documentale. Benissimo. Difensori degli imputati, chi vuole... Sì, avvocato Daniel Giudice per le posizioni di De Profis, Marcello e Armando. Riservo al collega Gianluca Ciampa l'articolazione dei mezzi istruttori. Aspetti, non sentono, scusate se potete urlare. Sì. Allora, riservo all'avvocato Gianluca Ciampa l'effettiva articolazione dei mezzi istruttori. Vi propongo in questo momento la questione che vi ho già anticipato nella memoria difensiva depositata alla scorsa udienza, relativa alla richiesta istruttore del pubblico ministero di acquisizione tramite le forme della perizia di una serie di intercettazioni telefoniche che vengono indicate nel dettaglio nella lista che ha depositato il pubblico ministero. È una vexata questio, credetemi signori giudici, perché effettivamente ci siamo molto dibattuti io e il collega Gianluca Ciampa sia con questo pubblico ministero sia con i pubblici ministeri e le autorità giudiziarie competenti. A porte chiuse, per cortesia. Competenti per i diversi procedimenti. Io mi auguro, immagino, insomma, che già abbiate dato una lettura nel ritenere, diciamo, non tempestiva, nel senso non adatta, diciamo, non propria alla sede del 9 giugno per la proposizione di quella questione. In buona sostanza il pubblico ministero nel presente processo effettua delle intercettazioni telefoniche e su questo non abbiamo interesse a interloquire, acquisisce delle intercettazioni telefoniche relative a due diversi procedimenti rispetto a quello attuale. Senza dilungarmi oltre, perché per i RIT relativi a un procedimento, quello in particolare relativo all'utenza telefonica di Colombo Dalila, il pubblico ministero, dottoressa Plastina, ci ha dato effettivamente a maggio il DVD e quindi siamo stati in grado di ascoltare non solo la singola telefonata posta a fondamento delle richieste istruttorie della Procura, ma anche ulteriori, tutte le telefonate effettuate su quel RIT, e all'esito dell'ascolto abbiamo interesse anche noi a acquisire, le abbiamo indicate in una nostra lista, delle telefonate ritenute da queste difese rilevanti ai fini della difesa di Colombo Dalila, cioè vale a dire, quello che voglio sottolineare, non sono
richieste in qualche modo capziose e ridondanti della difesa volte a perseguire quale fine. È il mero esercizio di diritto di difesa, cioè abbiamo ritenuto rilevante per la posizione di De Propris Armando ulteriori telefonate relative al RIT di Colombo D'Aquila che la Procura non aveva considerato rilevanti ai propri fini. Questo non è stato possibile invece per l'altro procedimento, per gli altri 2 RIT acquisiti dal diverso procedimento, quindi diverso dal presente e diverso dal procedimento dal quale sono stati acquisiti i RIT di Colombo D'Aquila, in buona sostanza. Per quel procedimento abbiamo reiterato le richieste al presente pubblico ministero che ci dice, e lo ha ribadito in estrema sintesi adesso nell'articolazione dei mezzi istruttori, guardate, le telefonate che io ho ritenuto rilevanti sono queste, ve le ho messe a disposizione e le difese si difendono da queste telefonate. Ora io rappresento sul punto che non è proprio così, nel senso che una volta che viene acquisito e si ritengono rilevanti alcune telefonate da RIT relativi a diversi procedimenti, salva la condizione, il prerequisito indicato all'articolo 270,1, cioè quello dell'assoluta rilevanza dell'intercettazione di altro procedimento che consente l'acquisizione nel presente procedimento, su questo non c'è questione, i successivi 2 commi consentono alle difese e nel presente procedimento e eventualmente presso l'autorità giudiziaria diversa di sentire, di difendersi in buona sostanza, di acquisire, sentendole, chiedendo la registrazione. E c'è l'espresso richiamo ai fini dell'utilizzabilità, ed è per questo che in questa sede intendo sottolineare questo aspetto, a condizione di utilizzabilità per le difese si applicano l'articolo 268, commi 6, 7 e 8. Cioè, in buona sostanza, alla difesa deve essere consentito di verificare l'intero RIT, come abbiamo già fatto per la posizione, per il RIT relativo a Colombo D'Aquila e per la posizione dell'imputato De Propris Armando, deve essere consentito di ascoltare tutte le telefonate del RIT dal quale sono state estrapolate alcune ritenute rilevanti dalla Procura, proprio per garantire un compiuto ed esaustivo diritto di difesa. Questo per quanto riguarda, come dire, il profilo strettamente, come dire, sostanziale relativo alla prova ulteriore che le difese intendono produrre, che intendono acquisire in buona sostanza. Per quanto riguarda invece, c'è un ulteriore profilo che concerne sempre la utilizzabilità della prova richiesta dal pubblico ministero. Utilizzabilità, principio generale 191, cioè voi dovrete valutare se la prova è stata legittimamente acquisita e se quindi quella prova può entrare nel presente processo. Mi riferisco ancora una volta quindi alle intercettazioni effettuate nei diversi procedimenti. Questa valutazione, Presidente e signori giudici, l'avremmo voluta fare noi preliminarmente, cioè una volta messa a disposizione tutti i decreti intercettivi, le proroghe, gli atti posti a fondamento delle stesse, avremmo voluto noi difensori, togliervi la fatica eventuale di verificare, sono stati fatti bene i decreti, c'è una copertura legale completa perché mancano i verbali di inizio e fine intercettazione, per cui noi non sappiamo qual è il periodo di copertura legale delle intercettazioni effettuate rispetto a quelle ritenute rilevanti dalla Procura e di cui si chiede l'acquisizione. Questo non lo sappiamo. Avremmo eventualmente prodotto una memoria, come dire, puntuale qualora avessimo riscontrato delle carenze, oppure non avremmo chiesto niente, non avremmo eccepito niente. Siamo stati costretti a eccepire così la mancanza dei decreti, come dire, per molti di essi, una parte sono presenti e nella memoria non mi dilungo oltre, ma sono espressamente indicati. Effettivamente voi avete 2 RIT, il 50-55 2019 e il 46-89 2019, ce li avete i RIT, avete i decreti, non ci sono le richieste, non ci sono le informative poste a fondamento che ci consentirebbero e vi impongono di verificare se effettivamente sono stati emessi con valutazione chiaramente ex ante nella presenza dei presupposti di legge. Quindi, e chiudo, con riferimento al RIT relativo all'utenza di Colombo D'Aquila, la sostanza c'è, il DVD c'è, l'abbiamo ascoltato, ma manca qualsiasi provvedimento autorizzativo. In realtà il pubblico ministero, ne do atto, fa riferimento a un decreto di convalida, immagino dell'intercettazione eseguita con urgenza, che le difese
non hanno trovato. Siamo tornati alla visione del fascicolo e non è stato riscontrato questo. Di per sé non sarebbe sufficiente, chiaramente servirebbe anche la richiesta informativa, posta a sostegno, eccetera, eccetera. Ma non abbiamo nemmeno trovato il decreto cui fa riferimento il pubblico ministero, evidentemente esiste, per carità, questo non mettiamo in dubbio, però non abbiamo potuto verificarlo, per Colombo d'Alia. Per l'altro procedimento, cioè per i 2 restanti RIT relativi al separato procedimento, invece, non è presente il DVD, non sono presenti i DVD, non abbiamo avuto possibilità di ascoltarli ed è carente, cioè sono presenti i decreti ma non sono presenti gli atti a fondamento e le richieste. Ultima questione, noi siamo ritornati, è vero che per quest'altro procedimento per cui mancano effettivamente i DVD, come a maggio scrisse il pubblico ministero, perché il carteggio ve l'abbiamo allegato, insomma siete messi nelle condizioni di verificare il nostro sforzo di acquisizione, è stato emesso, rispetto alla richiesta di decreto di giudizio immediato che non ci consente di vedere il diverso fascicolo, è possibile solo con il decreto di giudizio immediato, è stato emesso il 1° giugno, l'ho verificato il 1° giugno, il 2 giugno è festa, il 1° giugno pomeriggio ho mandato una PEC al dottor Carini, che è il GIP di quel procedimento, chiedendo cortesemente fa acquisire i RIT e i decreti intercettivi autorizzativi in buona sostanza. Il 3 giugno è stata disposta dal GIP l'integrazione del fascicolo posto a sua disposizione. Ad oggi non abbiamo avuto ancora questa produzione, tanto è che proprio per preservare i 15 giorni per l'eventuale scelta di riti alternativi, vi produco questa memoria, abbiamo chiesto al dottor Carini di congelare il termine per l'esercizio dei riti alternativi in quel procedimento e con provvedimento del 12 giugno 2020 il GIP Carini ha imposto che i 15 giorni decorrano dal momento in cui la cancelleria acquisirà la documentazione richiesta con comunicazione ai difensori. Quindi ad oggi non abbiamo ancora avuto alcuna notifica. Quindi questa è un'ulteriore memoria estremamente riassuntiva di quanto vi ho già detto, con l'aggiunta documentale di questi ulteriori sforzi difensivi tesi all'acquisizione e del DVD e dei decreti intercettivi nella loro completezza, se così possiamo dire. Quindi in questo senso produco, rimarcando ancora una volta che ai sensi del combinato disposto del 268 e del 270 è nostro diritto verificare i contenuti dei RIT per intero, non limitatamente alle trascrizioni richieste dal pubblico ministero, nonché verificare la fondatezza delle intercettazioni e la copertura cosiddetta legale dell'attività captativa che è stata effettuata. Non so se sono in eccesso perché l'altra volta ne abbiamo prodotto tantissime copie, sì. Ci siamo limitati un po'. Avete fatto bene, non sprechiamo le carte, la carta. Per quel che riguarda le richieste di prova, Avvocato Ciampa. Sì, Avvocato Ciampa, per De Propris Marcello si chiede l'esame dei testimoni di cui alla lista depositata via PEC il 20 marzo del 2020 sulle circostanze ivi indicate, l'esame dell'imputato De Propris Marcello, l'esame degli imputati De Propris Armando e Del Grosso Valerio in ordine a quanto a loro conoscenza sul contributo offerto da De Propris Marcello nella causazione del reato di cui al capo A, e la trascrizione delle conversazioni telefoniche intercettate di cui alla lista che deposito. Questa richiesta è ovviamente subordinata alla produzione da parte della Procura dei decreti di autorizzazione di quelle operazioni di intercettazione degli atti posti a fondamento di esse e dei decreti di inizio e fine delle operazioni di intercettazione. La parte che chiede la trascrizione delle intercettazioni ha l'onere di produrre i provvedimenti autorizzativi. Noi però non siamo in grado di assolvere a quest'onere perché quei provvedimenti non sono stati emessi nell'ambito di questo procedimento, ma di altro procedimento che è ancora in indagine. Abbiamo chiesto al pubblico ministero di quel procedimento, che tra parentesi è lo stesso di questo, di farci accedere a quegli atti. Questo accesso non ci è stato consentito, per cui o i provvedimenti autorizzativi ve li produce il pubblico ministero oppure io non saprei davvero come averli se non entrando con la violenza nella segreteria del Gruppo. Per quel che riguarda De Propris, adesso vi produco la lista delle intercettazioni di cui vi sto chiedendo la
la trascrizione. Per quel che riguarda De Propris Armando, si richiede l'esame dei testimoni di cui alla lista depositata via PEC il 20 marzo 2020 sulle circostanze ivi nel dettaglio indicate, l'esame dell'imputato De Propris Armando, gli esami degli imputati De Propris Marcello e del Grosso Valerio in ordine a quanto a loro conoscenza sulla responsabilità dell'imputato De Propris Armando per il reato a lui contestato, la trascrizione di conversazioni telefoniche intercettate di cui alla lista, e la questione è la stessa di cui sopra, cioè non sono in grado di produrli io i decreti autorizzativi e chiedo che sia la Procura a farlo, e produco dei documenti di cui alla lista sono essenzialmente delle stampe di notizie apparse via internet in ordine al coinvolgimento di De Propris Armando nel reato per cui è imputato. Scusi, non è che sono corpo di reato, quindi le produzioni di articoli di stampa in un processo... No. Cioè vengono ammesse solo se sono corpo di reato. Allora illustro la rilevanza. La difesa ha interesse a dimostrare che Colombo Dalila, che è l'autrice di un'intercettazione che è ritenuta rilevante da parte del pubblico ministero per dimostrare la responsabilità di Armando De Propris, perché in una intercettazione parlò del fatto che la pistola utilizzata per l'omicidio fosse di proprietà di De Propris Armando, è interesse della difesa dimostrare che Colombo Dalila apprese questa notizia da mezzi di stampa, per cui per questo intendo produrvi questi giornali sui quali era apparso nell'immediatezza dell'arresto di De Propris Armando la notizia che era Armando il proprietario della pistola. Questa è la tesi difensiva, quello che riferiva Dalila Colombo in quella intercettazione di cui la Procura vi ha chiesto la trascrizione è quello che aveva letto sui giornali, di cui la rilevanza di una produzione per dimostrare documentalmente che a una certa data era uscita una certa notizia sui mezzi di stampa. Questo è il motivo, non credo che ci siano... Se volete la possiamo anche posticipare a quando verrà esaminata Colombo Dalila. Quindi si riserva di produrla al momento dell'esame della teste Colombo Dalila. Ok. E allora comunque vi produco le due liste di intercettazioni, sono meno di una decina in tutto, di cui vi chiediamo la trascrizione. Grazie. La Procura ce l'ha data i riti progressivi, ce li dà tutti poi? Vabbè, poi li prendiamo. Allora, sui difensori prego. Sì, Presidente, Avvocato Fabio Menichetti, difesa Paolo Pirino. Presidente, c'è preliminarmente una questione relativa alla richiesta di ammissione da parte del Pubblico Ministero del Maresciallo Maggiore Passante e Maresciallo Capo Massari. Questo perché? Perché i due risultano redattori dell'informativa 413/133 del 23 aprile 2020. In particolare... Passante e Massari? Sì. In particolare questa attività anche e soprattutto è consistita in una valutazione di tabulati telefonici che riguardano un lasso temporale che è contenuto nei giorni immediatamente precedenti all'omicidio, con particolare riferimento alla data del 18. In questa informativa si fa riferimento quindi a questa documentazione, perché i tabulati a tutti gli effetti documentazione sono, che però a me non risultano essere stati ostesi, a me come ritengo alle altre parti. Volevo capire, prima di verbalizzare, se il Pubblico Ministero, facendo riferimento per la prossima udienza, produzione di documentazione, facesse anche riferimento ai tabulati telefonici del 18 ottobre del 2019, ovviamente tabulati telefonici relativi alle utenze che poi verranno sotto vari profili analizzate. Tra l'altro avevo già sollecitato alla scorsa udienza al Pubblico Ministero, che mi aveva da questo punto di vista rassicurato, qualora la produzione dovesse poi essere materialmente effettuata alla prossima udienza, nulla avremmo. Parlo dei tabulati telefonici, non dell'elenco. Parlo della stessa cosa? Sì, ci sono. I tabulati, perfetto. Allora, quindi da questo punto di vista siamo a posto.
Poi Quindi se ci sono rinunce. Se ci sono rinunce. Volevo peraltro eccepire la nullità dell'avviso di inizio di operazioni tecniche ex articolo 360 che ieri, andando a rivedere ovviamente le questioni aventi ad oggetto trasmissione, risulta trasmesso alla data del 15 novembre 2019 all'avvocato De Federicis Alessandro. Io volevo produrre alla Corte... non ho capito, scusi. La data 15 novembre del 2019 all'avvocato De Federicis Alessandro, nonostante chi vi parla fosse stato nominato da Pirino Paolo alla data del 2 novembre del 2019 con revoca di ogni ulteriore difensore. Io al fine, Presidente, lo anticipo. Che si tratterebbe accertamenti? Si parla dell'avviso ex articolo 360 relativo agli accertamenti che hanno ad oggetto portafogli, zaino, materiale subungueale, nonché estrazione di copia forense relativo ai telefoni in uso a Sacchi Luca, Riffoli Valerio, Piromalli Simone e Quonso Federico. Io mi creda, Presidente, ho controllato ieri perché siamo andati a rivedere, non mi risulta rinnovato l'avviso, quindi in questo senso questa diciamo è la richiesta. Quindi inserisce la nullità? Certamente, la nullità dell'avviso. L'avvocato Fabio Menichetti. Avvocato Fabio Menichetti, sì. Grazie. Mettete tutto lì dal cancelliere, poi l'ufficiale giudiziario ci ha allontanato. Tutto dal cancelliere, poi ce lo prendiamo. L'avvocato? E poi per quanto riguarda ovviamente l'articolazione dei mezzi istruttori, il controesame dei testi come per legge, esame dei testi di cui alla propria lista, e poi riserviamo produzione documentale nel corso dell'istruttoria. La richiesta ovviamente è congiunta anche per l'avvocato Matteo Riccardi, co-difensore di Pirino Paolo. Presidente, avvocato Marcucci per la difesa di Valerio Del Grosso. Allora, si chiede l'ammissione dei testi indicati nella propria lista, il controesame come per legge dei testi indicati nelle liste delle altre parti. Ci si associa alla richiesta formulata dalla difesa di De Propris in ordine all'acquisizione dei ritti di riferimento, così come nella memoria che il collega ha depositato. E chiaramente esame degli imputati, indicato nella lista, esame degli altri imputati. Avvocato Spigarelli? come sono? Si associa. Perfetto, allora l'avvocato voleva interloquire sulla richiesta della difesa del Grosso, prego. Non so se anche il pubblico ministero poi deve replicare. Prego. L'avvocato Decina. Sì, per Sacchi Alfonso e Sacchi Federico. Allora, noi ci troviamo qui di fronte a questa Corte d'Assise proprio per accertare la verità dei fatti, quindi ben vengano non uno ma 100 testi, purché rappresentino ciò che realmente sono in grado di riferire in relazione a quello che viene contestato agli imputati. Faccio questa brevissima premessa, Presidente e giudici della Corte, solamente perché se andiamo ad analizzare la lista testi depositata dall'avvocato Valerio Spigarelli in favore del proprio assistito Valerio Del Grosso, potrete notare nella seconda parte, e quindi in particolar modo nella parte dei testi che vanno dall'avvocato Bruno Guglielmetti a fine lista, quindi alla signora Elena Marangon, una serie di soggetti che a parere di questa difesa sono del tutto superflui e rilevanti ai fini proprio del decidere e quindi della ricostruzione del fatto. Tutte le parti di questo procedimento hanno in maniera accurata depositato una corposa lista testi di soggetti oculari e di soggetti non oculari, i quali potranno riferire nel corso del dibattimento le dinamiche di ciò che è avvenuto nell'antefatto, durante il fatto e nel post fatto. Questi soggetti, e mi pare siano una trentina,
a parere di questa difesa non si comprende veramente cosa possano riferire in relazione ai fatti oggetto per i quali finale della esatto, lista, vero? esatto, anche Quindi, perché ne cito proprio rilevanza, due. la superfluità e la non rilevanza. Sì, di relazione. o comunque Presidente, qualora appunto la Corte dovesse ritenere di dover ammettere, fare una scrematura. Relazione fatti oggetto di accertamento, esatto. In subordine una riduzione del numero di testi. Va bene, Pubblico Ministero su queste richieste delle difese Presidente, saranno ripresentati in aula i decreti autorizzativi riferiti alle intercettazioni, cioè RIT progressivo utilizzati. Sono a mio avviso veramente del tutto infondate ogni questione relativa a altri RIT, altre conversazioni non meglio precisate riferite ai procedimenti a quo. Il RIT e i progressivi sono stati trasmessi ai sensi dell'articolo 117 da un altro pubblico ministero che procedeva a intercettare gli imputati e per l'evidente rilevanza li ha trasmessi. Questo è il materiale utilizzato, questo è il materiale di cui il pubblico ministero dispone e ha chiesto la trascrizione. Già la volta scorsa feci riferimento alla infondatezza di una pretesa acquisibilità di tutti i RIT relativi a un altro procedimento, perché è proprio, come dire, nella logica della pertinenza e della rilevanza che questa questione trova una sua soluzione. Solo ciò che è stato trasmesso per la sua rilevanza ed è stato utilizzato. Peraltro, proprio perché destinatari di quel procedimento con misura cautelare e emissione di giudizio immediato sono alcuni degli odierni imputati, è in quel procedimento che fisiologicamente, peraltro sono stati attinti da misura cautelare, quindi quelle conversazioni... Mi può dire chi? Perché mi risulta solo per Tirino, mi sembra, perché mi è stato chiesto nulla osta al trasferimento in altro istituto. No, Tirino nelle more è stato destinatario di un'ordinanza per articolo 74 per un'attività indipendente, articolo 74, testo unico stupefacenti. Io faccio riferimento a quello. Faccio riferimento invece all'ordinanza che è stata acquisita agli atti ed è un titolo tuttora vigente per gli imputati De Propris e Marcello e Armando, che si riferisce a reati di stupefacente, e questo ulteriore titolo si fonda su tutte le altre conversazioni eccentriche rispetto all'omicidio che sono state utilizzate in tutta la fase cautelare, quindi fisiologicamente conosciute nel loro contenuto, ma al di là di questo, che ripeto è una circostanza di coincidenza, cioè c'è sicuramente la disponibilità di questo ulteriore materiale, ma ripeto, non fa parte del processo, per cui un'eventuale richiesta di estensione di altre trascrizioni con perizia non troverà da parte mia, sempre che sia rilevante, ovviamente sia pertinente, nessun ostacolo. Avviene comunemente che si può ulteriormente indicare conversazioni, ma previa acquisizione e previa valutazione della rilevanza, cioè non è che entrano tout court tutte le intercettazioni che riguardano gli imputati di un processo qualora per avventura lo siano stati imputati in altri e oggetto di intercettazioni. Quindi la regolarità delle operazioni riferite ai RIT la documento producendo i decreti autorizzativi, tra l'altro si tratta veramente di un periodo limitato, per cui dover documentare la regolarità, la legittimità è limitata proprio a quei giorni, quindi tutto ciò che attiene a proroghe o altro ovviamente non rileva, quindi sarà prodotto alla prossima udienza, così potrà verificare la legittimità di quelle intercettazioni, fermo restando che
se ci sono richieste ulteriori ne saranno valutate, sarà la Corte a stabilire che deve essere estesa la perizia alla trascrizione di altre intercettazioni che dovranno però essere acquisite e quindi valutate come pertinenti ai temi di prova. Quindi ritengo che allo Stato la questione non possa certo ostacolare lo svolgimento alla prossima udienza delle attività che ho richiesto di trascrizione, con questa riserva, insomma con questa possibilità che eventualmente si produrrà se c'è una richiesta di integrazione di trascrizioni previa acquisizione di ulteriori riti progressivi. Va bene, qualcun altro vuole replicare? No. Sì, no, solo una precisazione, Presidente, il riferimento è, anche noi abbiamo presentato diverse liste testi, quindi l'ultima è comprensiva ed è quella del 1° giugno, ma con la stessa precisazione che aveva fatto prima il collega Cincioni. Poi sull'opposizione della parte civile al nostro ultimo capitolo di prova, sarà da dire che il numero dei testimoni lì indicati è un numero molto ampio che sarà soggetto di riduzione. Il problema è però stabilire se l'articolo 133 del codice penale sia in discussione quando si tratta di una pena come l'ergastolo, e siccome è in discussione, perché il testo di legge dice che è oggetto di prova anche tutto quello che concorre a determinare la pena, quindi le condizioni di vita familiare e sociale dell'imputato, tutti gli altri parametri che, come dire, evito di richiamarvi, descritti nell'articolo 133 perché sono assai chiari nella loro indicazione. Allora è su quello il tema di prova. Di fatto anni fa, quando si facevano i processi in corte d'assise, si facevano indagini che investigavano anche questo. Quando invece tutti possiamo avere le nostre idee sul giudizio immediato, si adottano riti come il rito immediato, spetta allora al dibattimento, luogo centrale della formazione della prova, di stabilire anche quali sono quegli elementi che concorrono a determinare la misura e la gravità della prova. Questo era l'oggetto dell'ultimo capitolo, ripeto, poi ovviamente il numero delle persone che sono state indicate mi rendo conto che è significativo e potrà essere ridotto nel corso del processo. Bene, allora. Scusi Presidente, poi c'è la questione sugli avvisi ai sensi dell'articolo 360, questione mai per la verità sollevata. Verificherò e documenterò a chi sono stati legittimamente indirizzati gli avvisi del giorno delle operazioni. In realtà l'avvocato quando l'ha sollevata doveva produrci la nomina. L'ha prodotto? Ah, l'ha dato? Presidente, ho prodotto la notifica, ho prodotto la nomina, l'inoltro della nomina alla segreteria del pubblico ministero, l'avviso di fissazione all'avvocato De Federicis e allegato anche ovviamente la nota di trasmissione PEC, ci mancherebbe. Perfetto, scusi. Adesso sarà verificata questa circostanza. Quindi su questo sarà una riserva. Diciamo la verifica nelle more? Sì, certo. E ce lo fa avere più tardi? Dunque io volevo capire come intendiamo procedere, perché la temperatura è quella che è oggi, l'aula purtroppo è piccola e siamo tanti, e questo l'aria condizionata ancora non funziona perché stanno sanificando, quindi volevo capire, io volevo andare 5 minuti a prendere un caffè con i giudici popolari. E dopodiché ritirarci in Camera di Consiglio e vedere queste prove. Ci vediamo tra... Ci conviene arrivare fino a noi e prendere il caffè perché altrimenti non sarebbe un assembramento in Italia. Ha ragione. E a prescindere da questo, se potesse pure darci il fatto che noi dobbiamo valutare, avete già lavorato, no? Oltre che per un po', sono quasi tutte donne, quindi pure per un po' di galanteria, insomma. E dico, se per voi va bene ci rivediamo tra un'oretta, cioè vi allontanate così cambiamo pure un po'. 12:30 ce la facciamo come io farei 12:40, fra un'ora, va bene? Non c'è nessuna revigia, Teresa. Regina Celi c'è. Allora, cortesemente devo chiedere a tutti di indossare la mascherina e di tenerla su, per chi non ce l'ha, e non farla scendere, perché mi è stato richiesto da più persone. Io sono distratta, a volte non me ne accorgo.
Però c'è il problema... Arrivano? No, questa è Regina Coeli, va bene, è Re Bibbia perché sono metà e metà. Dicevo, la prossima udienza mi pare che è al 7 luglio, tipo una cosa del genere. Sì, 7 luglio. È giusto che la prossima udienza dal calendario fatto originariamente è il 7 luglio, giusto? Giorno 7. 7 e poi ci avremmo 9. Sì, 7 e 9 e basta, mi sa. Ah, 7, 9 e 17. E 23, a luglio. Ok. 23 doppio voi. Sì, abbiamo pure Antonelli. Sì. Quindi il 23 inizieremo alle 10:30. No, 17 e 23. Allora io rimetterei questa, poi tanto si vede se arrivano. Si vorrebbe portare il pubblico ministero. Allora Presidente, io se mi dà una settimana io farò la lista così La rivista e ridotta come lei ha indicato, cioè 3 Va bene. nominativi per ogni capitolo, 2 per le attività tecniche. Perfetto, e quanti pensa di citarne? Per la prossima udienza abbiamo un tempo... Più o meno calcolate 3 e mezza, 4 proprio al massimo, perché sono udienze contingentate, perché l'ambiente è chiuso, circola poca aria, c'è il Covid, quindi diciamo dalle 9 alle 16 proprio, ci regoliamo così anche negli altri processi, insomma. Posso citare, considerato che una parte sono i testi oculari, cioè le persone che erano sul posto, quindi e i primi accertamenti, depurando 10 testi? Pensate Ce la che sia... facciamo? Perché poi c'è il controesame di tutti, non lo so, mi sembrano tanti. Mi dica Facciamo lei, Presidente. 7? Io direi che 7 è più a 7 meno che testi. lei non dice, sono proprio testi che devono Tra riferire. 7 e 10, vediamo. Tra 7 e 10 si regola lei, va benissimo. Le difese I vogliono testi mi sapere sono prima i impegnata nominativi? a farli avere. E quindi lo dovrebbe produrre in cancelleria qualche Certo. giorno prima, così magari si preparano pure il controesame. Alcuni saranno pure comuni, forse, non lo so perché ne avete molti comuni. Benissimo. Grazie, l'udienza è tolta. Presidente, Allora, dobbiamo chiedo... disporre nuovo. Allora, gli imputati hanno chiesto la traduzione. Allo Stato disponiamo collegamento via Teams. Posso? Sì, prego. A proposito di Prego, questo avvocato. c'è un problema. Io ho parlato prima con De Propris Marcello per telefono e mi ha rappresentato che loro sentono benino, salvo quando salta la linea, voi, e mi ha detto guardi che noi non sentiamo né il pubblico ministero né gli avvocati. Mi sembrava un po' strano, ho chiesto a chi si occupa dell'impianto audio e mi ha detto che quel computer non è collegato all'impianto audio, quindi il segnale audio lì entra esclusivamente attraverso il microfono. Sì, ma non entra... Abbiamo fatto diversi processi fino adesso. Loro non sentono noi, sentono voi se non salta il segnale senza problemi. Dottoressa, Sì. io lo stavo dicendo prima che un avvocato, lei quando voi parlate, bene o male noi riusciamo a capirle, ma quando parlano gli avvocati, da quando cosa fine poi, non si capisce quasi niente. Noi abbiamo fatto anche... Però io vorrei dire, mi permetto di dire, essendo il giudice all'atere di questo procedimento, che ho personalmente verificato, soprattutto quando le difese e la difesa
ha fatto le sue questioni ed eccezioni a partire dalla scorsa udienza, mi riferisco in particolare alle questioni di legittimità della previsione sull'abbreviato, ripetutamente ho potuto osservare i suoi assistiti che annuivano e facevano grandi gesti. Ora io questo lo dico nel senso che forse c'è qualche problema ogni tanto, avvocato, ma io che ho cura continuamente di controllare, li ho visti proprio. Comunque, quindi forse c'è qualche io momento. volevo solo raccomandare che se c'è questo problema, ed è ragionevole perché se questo impianto audio non è collegato al computer magari il segnale ma è arriva, collegato con il, forse non so se l'abbiamo spostato noi. è collegato al microfono che è qui. Io non vorrei che le nostre voci arrivano ai ragazzi solo tramite quel microfono che avete voi là e di conseguenza arriva molto lontano. Voi è chiaro che a voi sentono benissimo e per quello annuiscono, ma probabilmente quando si parla da questa parte però scusate, noi abbiamo fatto sempre in quest'aula processi dove abbiamo sentito i testi, gli avvocati erano da remoto, eravamo solo noi e il pubblico ministero, i testi, e nessuno ha mai avuto, l'imputato era da remoto, e era Velletri mi sembra, anche gli imputati, cioè per questo dico mi giunge nuovo, ora magari un attimo che la linea possa andare via ma che non riescano a sentire. Comunque volendo per Re Bibbia possiamo fare la multivideoconferenza e 2 possiamo risolvere. Il problema è questo, l'aula è questa, nel momento in cui abbiamo dato un calendario, per questo anticipai ancora prima della questione di legittimità costituzionale, ho detto semmai gliela restituiamo l'aula, perché purtroppo l'aula grande a Piazzale Crodi è l'aula Occorsio, l'aula Occorsio è strapiena perché tutti cercano di prenotarla, purtroppo per questo processo non so, forse un'udienza avremo in Occorsio. Se volete i detenuti non è tanto il loro numero quanto tutti gli agenti di polizia. Ieri in un altro processo per 2 detenuti avevamo 10 agenti di polizia. Diventa una questione proprio, cioè è ingestibile proprio, non possiamo tenere udienza. Sicuramente i collaboratori non vengono più, ve lo dico prima, purtroppo il Covid ancora in realtà è fino al 31 luglio, lo stato emergenziale, salvo modifiche perché si parla del 30 giugno. Vediamo. Però ancora non c'è la norma, l'emendamento. Perché per me si figura è molto, cioè capite che per noi è molto più comodo avere detenuti in aula, io purtroppo per gestire questo. È acceso il suo microfono? Però lei deve mettere il microfono vicino perché si accende in automatico con questo impianto, però voi dovete parlare. Beh, adesso era una comunicazione fuori dall'udienza. Presidente, chiedo scusa.